Queste cose non devono succedere, sono disgrazie troppo grandi. Un colpo al cuore con un coltello da cucina e pochi minuti dopo Alessandro Minto, 21 anni, non c'era più. Sarebbe stato il padre a colpirlo a seguito di una lite avvenuta poco dopo pranzo. L'uomo, 67enne, avrebbe chiesto al figlio 200 euro per arrivare alla fine del mese, ricevendo in risposta «dovresti darli tu a me». Sembra infatti che Alessandro avanzasse già dei soldi dal padre, separato da anni dalla mamma del ragazzo, e da qui la discussione sarebbe degenerata. I vicini hanno sentito le grida provenire dalla casa dove i due vivevano insieme con la nonna inferma. A chiamare i carabinieri sarebbe stata invece la sorella del padre, anche lei domiciliata in quella casa, ma al loro arrivo era troppo tardi. Fuori casa gli amici sconvolti di Alessandro, che non riescono a farsene una ragione, sotto il sole cocente piangono e aspettano. Era un bravo ragazzo, sempre felice, è stato troppo, in un attimo è successo tutto, l'ho saputo, non sappiamo come reagire, cosa pensare. Non lo so, fa pensare più che altro a cosa, dal padre non sappiamo cosa pensare, è una cosa troppo strana. Di solito queste cose si sentono solo dalla televisione, adesso è capitato qui accanto a noi. Non ti aspetteresti mai che può succedere accanto a te? No, assolutamente no. Conoscevo il papà, non posso dire niente perché ci scherzavo assieme. Tutti descrivono Alessandro come un ragazzo tranquillo. Si era trasferito con il padre dopo un periodo passato a casa della madre, che giunta sul posto dopo aver chiesto ripetutamente di poter vedere il corpo del figlio, è stata colta da un malore e soccorsa dall'ambulanza. Il padre è stato portato presso la caserma locale dei carabinieri dove è in stato di fermo.